Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con Onda Libera, che bello come una volta ma senza alcuna nostalgia, perché la nostalgia è canaglia, come cantava il cantante preferito di Putin, cioè Albano, e quindi ce ne facciamo ben poco, neanche le ossa per il brodo. Detto questo, che non vuol dire niente, come sempre del resto, come quasi tutto ciò che viene detto da esseri umani. Detto questo, dicevamo, cos'è che dicevamo? Dicevamo che oggi è una bellissima giornata di pioggia, intensa, intensissima, per fortuna che c'è la desertificazione globale e per fortuna che fa sempre più caldo. È molto freddo e c'è un sacco di acqua che continua a cadere giù dal cielo della Lombardia e di Milano. Ne sono intrise tutte le zolle di questa meravigliosa Padania. Comunque, detto questo, dicevamo che cosa? Nulla, perché nulla si può dire. Comunque è martedì 2 settembre, su questo dovremmo essere tutti d'accordo. Su questo fatto iniziamo la nostra giornata con maggior consapevolezza. Accordo Russia-Cina per il gasdotto Power of Siberia 2, o 2 che dir si voglia, e Xi Jinping fa sapere a tutto il mondo Vladimir Putin è un vecchio amico. Gazprom ha firmato a Pechino un accordo giuridicamente vincolante. Il leader cinese loda i legami con Mosca e cita la sua proposta di nuovo ordine mondiale. Stiamo leggendo naturalmente dall'agenzia ANSA Stefani in home page. Collaborare per una governance globale più equa, dice il presidente cinese, che è tra quelli che la sanno no lunga, ma molto lunga. Anche il leader nordcoreano Kim è arrivato in Cina. C'è un simpatico gruppo di capi di Stato, di quelli che non piacciono alla gente che non piace. Tra le ultime ore abbiamo cronaca nera e poco altro, mentre sempre dall'home page il ministro di estrema destra di Israele, Ben Gvir, contro l'Europa, proverà il terrorismo in prima persona. Previsione purtroppo facile da fare, purtroppo. Sinner batte Bublik e va avanti agli US Open, questo lo sapete già perché Sinner è dappertutto, compreso nella pasta e nel Made in Italy. In tilt il GPS del volo von der Leyen, le accuse a Mosca, ma la Russia dice noi non c'entriamo. Nonna Margherita è una star, turisti a scanno per incontrarla, mi scovano ovunque lo stupore dell'anziana in abito tipico. Siamo in quel del meraviglioso Abruzzo. L'architetto Boeri, Archistar, il bosco verticale ispira tutti. Gaza Riviera è inaccettabile. Il mio progetto è per l'inclusione. Vai al bosco verticale a vedere quanto ti includono, per quante migliaia di euro al mese. L'inclusione è garantita se cacci decine di migliaia di euro al mese. Anche il grandissimo, ineguagliabile Giovanotti, qualcuno se lo ricorderà, ormai è un vecchio ma si chiama ancora così, augura buon vento alla flottiglia, un'iniziativa grandiosa, quei personaggi in cerca d'autore che vanno a cercare rogne presso Gaza e Israele. Bernardini De Pace, intesa come l'avvocata, invece parla di centinaia di segnalazioni sul sito sessista. E con ciò abbiamo concluso di scorrere l'home page dell'ANSA. Andiamo su ADN Kronos, dove compare naturalmente Yannick Sinner con la sua bella pasta da cuocere che fa bene a tutti quanti, vogliono diventare abili e forti come lui. A Napoli esplosione in un appartamento a metà di Sorrento, 2 i morti. Cina-Russia e poi naturalmente Sinner, che non basta in pubblicità, ci vuole anche il titolo. Dopodiché il Financial Times ha raccontato che le interferenze del GPS contro l'aereo della baronessa von der Leyen hanno una manina russa dietro. La Russia è sospettata, ma il portavoce Peskov, quello che ha una faccia simpaticissima a mio giudizio, il portavoce di Putin, Peskov, quello coi baffetti, un biondiccio, simpaticissimo a vedersi, dice che Mosca non c'entra. L'aereo della Presidente della Commissione europea è stato costretto ad atterrare utilizzando mappe cartacee. Ma il tempo sull'Italia, quanto dura, che settembre ci aspetta, questo lo lasciamo ai patiti delle balle meteorologiche. Poi c'è Tajani che ha risposto a Bayrou, il premier francese, l'Italia non è un paradiso fiscale, la Francia lavori con noi per il mercato europeo. Ci facciamo un giro magari anche, adesso lo vediamo, sul noto sito di servizi di informazione naturalmente, quello curato da Roberto D'Agostino e soci, e confratelli. La terza guerra mondiale è cyber. L'attacco informatico al GPS dell'aereo di von der Leyen è un atto di cyberguerra da parte della Russia.
I funzionari della Commissione europea sottolineano la gravità di quanto accaduto domenica scorsa, quando il jet di Ursula von der Leyen è dovuto atterrare in Bulgaria utilizzando mappe cartacee perché i sistemi informatici sono stati messi KO da Mosca, dal Putin. Non è un caso che l'intimidazione sia avvenuta nei giorni in cui la Presidente della Commissione europea sta visitando i paesi confinanti con la Russia. Dopodiché abbiamo un altro pugno in faccia rifilato a Iman Khelif. Il TAS, che non so cosa sia, respinge il ricorso della campionessa olimpica di pugilato, campionessa o campionesso, contro la decisione della World Boxing Federation di escluderla dalle competizioni per non essersi sottoposta al test di genere. Sarà maschio o sarà femmina? È quella che ha tirato 4 cartoni all'italiana a suo tempo e l'ha fatta fuori, con ombre di mascolinità. La pugile algerina, accusata di essere un uomo, non potrà tornare sul ring in occasione del campionato del mondo in programma a Liverpool 4-14 settembre. A Venezia torna a Roma ore 11, film neorealista di Giuseppe De Santis del 51 sull'incidente nel villino di Via Savoia a Roma che coinvolse centinaia di aspiranti dattilografe. Il crollo di una scala causò la morte di una ragazza e il ferimento di altre 77. Tra gli sceneggiatori un giovane Elio Petri, all'epoca 23enne, giornalista all'Unità. Pien di gente che era fascista e diventò comunista così. Ellis Line, il campo non è largo ma strettissimo, da oggi a Reggio Emilia la festa dell'Unità che celebra la vocazione minoritaria di Ellis Line. Tutto ciò ci ha fatto fremere di interesse e ringraziamo perciò il noto sito di servizi di informazione, ma è ora subito di ascoltare un po' di musica, sperando che sia buona, che il calendario ce l'abbia mandata buona, non è che sperando, perché l'ho curata io, quindi è sicuro che è buona. 1972, martedì 2 settembre, saluto e ringrazio il signorino Francesco in regia, grazie per la tua preziosa opera di assistenza psicotecnica. Il 1972, martedì 2 settembre, il primo singolo di grande successo del mitico Rod Stewart sale al primo posto nel Regno Unito, You Wear It Well. Te la indossi proprio bene. Nothing to do on this hot afternoon but to settle down and write you a line. I've been meaning to phone you, but from Minnesota, hell, it's been a very long time. You wear it well, a little old-fashioned, but that's alright. Well, I suppose you're thinking, I bet he's sinking, or he wouldn't get in touch with me. Oh, I ain't begging or losing my head. I sure do want you to know that you wear it well. There ain't a lady in the land so fine. Oh my, remember them basement parties, your brother's karate, the all-day rock and roll shows. There were homesick blues and the radical blues. I haven't left a mark on you. You wear it well, a little out of time, but I don't mind. But I ain't forgetting that you were once mine. But I blew it without even trying. Now I'm eating my heart out, trying to get a letter through. Since you've been gone, it's hard to carry on. I wanna write about the birthday gown that I bought in town. When you sat down and cried on the stairs, you knew it didn't cost the earth, but for what it's worth, you make me feel a millionaire, and you wear it well. Madam Onassis got nothing on you, no, no. Anyway, my coffee's cold and I'm getting told that I gotta get back to work. So when the
the sun goes low and you're home all alone. Think of me and try not to laugh, and I'll wear it well. I don't object if you call collect, 'cause I ain't forgetting that you were once mine, but I'll do it without even trying. Now I'm eating my heart out, trying to get back to you. Salutiamo il nostro amico Rod Stewart e diamo un'occhiata anche all'home page di Scenari Economici, che riprende in dettaglio con un articolo interessante di Fabio Lugano la questione dell'alleanza fra Russia e Cina sotto il profilo energetico, in particolare del gas. Gazprom e Cina, la nuova alleanza strategica del gas che sfida l'Europa. La russa Gazprom e la cinese CNPC rafforzano i legami energetici con nuovi accordi per l'aumento delle forniture di gas. Quali implicazioni per Cina, Russia ed Europa, scrive il quotidiano online scenarieconomici.it. In questo bel pezzo appunto interessante su questioni essenziali, sono quelle poi essenziali, le questioni energetiche che determinano la geopolitica. La russa Gazprom e la CNPC, cioè la China National Petroleum Corporation, hanno firmato un accordo per aumentare le forniture annuali di gas alla Cina attraverso il gasdotto Power of Siberia e la rotta dell'estremo oriente, lo ha riportato l'agenzia russa RIA. Reuters ha riferito il mese scorso che la Cina stava cercando di acquistare più gas russo attraverso un gasdotto esistente. I colloqui tra Russia e Cina non hanno portato a progressi nella costruzione di un secondo collegamento. Gli accordi sono stati firmati durante la visita del presidente Putin in Cina, dove parteciperà anche alla parata militare in piazza Tiananmen domani per commemorare la fine della seconda guerra mondiale dopo la resa formale del Giappone. L'agenzia russa RIA, citando il Chief Executive Officer di Gazprom, Alexei Miller, ha affermato che Gazprom e CNPC, cioè China National Petroleum Corporation, hanno concordato di aumentare le forniture da 38 miliardi di metri cubi all'anno a 44. Le due società hanno concordato di aumentare anche le forniture di gas attraverso la rotta dell'estremo oriente. Miller ha anche affermato che è stato firmato un memorandum vincolante per la costruzione del gasdotto Power of Siberia 2 verso la Cina e del gasdotto di transito Soyuz Vostok attraverso la Mongolia. Queste infrastrutture erano state bloccate dall'incertezza di Pechino nel legarsi troppo al gas russo, incertezza che sembra ormai del tutto superata. Gazprom e CNPC hanno anche firmato un nuovo memorandum di cooperazione strategica, ha detto il numero uno di Gazprom Miller. La speranza per la russa Gazprom è quella di esportare più gas verso la Cina, compensando le perdite di export verso l'Europa, e rallentare il calo dell'utile che si è ridotto del 6% nel primo semestre 2025. La mossa vuole disarmare gli effetti di ogni possibile ulteriore riduzione delle importazioni di gas nell'Unione Europea, cioè hai voglia a sanzionare da parte dell'Europa. La Cina non è proprio un mercatino da poco per la Russia, che se ne strabatte delle sanzioni europee. Intanto, cambiando completamente argomento, dal sempre interessante sito della comunità ebraica di Milano, mosaico-cem.it, un sondaggio shock. Il 60% dei Gen Z americani supporta Hamas. Generazione Z tra 18 e 24 anni. Un recente sondaggio, Harvard-Harris negli Stati Uniti, scrive Davide Fiorentini, ha rilevato che il 60% degli elettori americani tra i 18 e i 24 anni sostiene Hamas rispetto a Israele nel conflitto in corso. È un trend tipico solo della generazione Z, visto che tutte le altre fasce d'età mostrano una chiara preferenza per Israele. E sempre dal sito ufficiale della comunità ebraica di Milano, mosaico-cem.it, la Turchia sospende ulteriormente le relazioni con Israele, che nei decenni passati erano più che buone. Sono stati sospesi i rapporti commerciali ed economici con Israele e chiuso lo spazio aereo ai voli israeliani militari o governativi. È un ulteriore passo nella strategia di pressione da parte della Turchia dopo la sospensione degli scambi commerciali, pari a circa 7 miliardi di dollari annui, annunciata nel 2024.
È sempre David Fiorentini a raccontare di questo cambiamento non da poco nella scena geopolitica europea e internazionale, perché la Turchia ha sempre avuto buoni rapporti con Israele. La Turchia ha annunciato, al contrario, la sospensione totale dei rapporti commerciali ed economici con Israele e la chiusura del proprio spazio aereo ai voli israeliani, ha dichiarato il ministro degli esteri turco Hakan Fidan. Non permetteremo alle navi cargo che trasportano armi e munizioni destinate a Israele di attraccare nei nostri porti, né ai voli di attraversare il nostro spazio aereo. Le conseguenze economiche di questa decisione restano ancora da valutare, scrive il sito mosaico-cem.it, il sito della comunità ebraica di Milano con David Fiorentini. Le conseguenze dunque economiche da valutare, ma dopo una breve fase di incertezza una fonte diplomatica turca ha chiarito che il divieto non riguarda i voli di linea per ora, ma quelli governativi e militari. Questa misura giunge dopo che le autorità portuali turche avrebbero già iniziato a esigere una dichiarazione ufficiale che attesti l'assenza di collegamenti con lo Stato ebraico e di armamenti a bordo destinati a Israele. Secondo Eitan Cohen Yana Rochak, esperto di Turchia presso il Moshe Dayan Center dell'Università di Tel Aviv, le dichiarazioni del ministro degli esteri turco, Fidan, sono credibili e di grande rilievo. La Turchia, spiega l'analista israeliano, sta adottando una strategia di punizioni graduali nei confronti di Israele. Quando è stata annunciata l'intenzione di invadere Gaza City, la Turchia ha imposto sanzioni navali e ha vietato l'attracco alle navi israeliane. Oggi, dopo le notizie di una incursione extraterritoriale dell'esercito israeliano, l'IDF, contro postazioni dell'esercito siriano in cui la Turchia aveva installato dispositivi di intelligence per monitorare le attività delle truppe israeliane, la Turchia ha deciso di chiudere il proprio spazio aereo ai voli israeliani. La stretta rappresenta un ulteriore passo della strategia di pressione turca dopo la sospensione degli scambi commerciali con Israele, pari a circa 7 miliardi di dollari all'anno, annunciata nel 2024. E infine, sempre dal sito ufficiale della comunità ebraica di Milano, c'è un altro articolo di Nathan Greppi, che tante volte avete ascoltato qui con Pierluigi Pellegrin a Radio Libertà, inoltre la pagina, l'odio anti-israeliano negli atenei milanesi, ma molte porte restano aperte. Quando il 24 aprile del 24 all'Università degli Studi di Milano si tenne un'assemblea studentesca sulla guerra in Medio Oriente, scrive Greppi, diversi studenti chiesero alle istituzioni accademiche di sospendere tutti gli accordi con le università israeliane. Adesso, come avete sentito, qualcuno vuole che la nazionale di calcio italiana non giochi contro Israele prossimamente. Comunque, qualcuno ebbe il coraggio all'epoca, Università degli Studi di Milano, aprile del 24, di andare contro la narrazione dominante. Uno studente di scienze politiche, Pietro Balzano, disse: «Non ho sentito nominare una volta Hamas durante questa riunione. Buona parte degli israeliani ha manifestato contro Netanyahu, ma per voi Israele e Netanyahu sono la stessa cosa, mentre Palestina e Hamas sono due cose diverse. La distinzione va fatta in entrambi i casi». Dopo il 7 ottobre, cioè l'attacco di Hamas contro gli israeliani, non sono mancati gli episodi d'odio e di censura negli atenei milanesi. Alla statale, in particolare, i manifestanti hanno fatto numerosi danni, occupando l'installazione di Amazon al fuorisalone, cercando di impedire lo svolgimento di dibattiti. Nel maggio 24 le minacce da parte dei collettivi filo-palestinesi hanno portato l'Università di Milano ad annullare un convegno su Israele, democrazia e terrorismo, dove era prevista anche la proiezione del docufilm Nova sul massacro compiuto dai terroristi di Hamas al Nova Music Festival il 7 ottobre. E nell'ottobre del 24, lo stesso anno, la statale ha congelato gli scambi con la Reichman University in Israele. Anche in questo clima alcuni ambienti sono comunque meno schierati di altri. E a questo proposito il sito della comunità ebraica di Milano cita la testimonianza di Sara Ferrari, docente di lingua e cultura ebraica all'Università degli Studi di Milano. Il mio corso, dice la professoressa Ferrari, fa parte della facoltà di mediazione linguistica e culturale nel polo di Sesto San Giovanni ed è diverso da quello di Via Festa del Perdono, la sede centrale dell'Università Statale. La nostra è stata una bolla, anche se ogni tanto il docente, che non ha particolare simpatia per Israele, capita di incontrarlo. Insomma, non è tutto oscuro all'Università degli Studi di Milano. Non è tutto anti-israeliano. Cambiamo argomento tra poco, intanto però ci ascoltiamo anche il secondo brano musicale, col quale magari arriviamo alla pausa delle 11 più o meno,
E il secondo brano musicale ha a che fare con il 1979, era sempre il 2 di settembre come oggi, il musical intitolato I Remember Mama, musica del grande Richard Rodgers, chiude al Majestic Theatre di New York dopo 108 rappresentazioni. Ascoltiamo da George Irving il brano Easy Come, Easy Go. Life is suddenly bliss. Life is suddenly blech. Blech or bliss, face it like this. Take it from your Uncle Chris. Easy come, easy go. One day you're high as a kite, next night you're lower than low. But oh, don't let life's inhumanity get to you. If trouble comes, keep your sanity. Use a profanity. God damn it, to hell will do. Easy street, feel so sweet. Next moment you're eating a humble pie. But don't cry. Put on a smile, shine up your shoes, chug a lug a jug of your favorite booze and say, easy come, easy go. Hello, good fortune, goodbye. But Uncle Chris, we don't understand. Mama tells us to save our money. You spend it like water. Mama says to behave, that's funny. You don't do what you order. Mama tells you what you petty. You spend till you don't have any. Who's right? Mama or you? Your mama, and I'm right too. But Uncle Chris, that's crazy. It's one or the other. Mama says what? You say be lazy. I'm right, and so is your mother. How can that be, Uncle Chris? How do I get out of this? When you're young, you got to save your money. Save it for a rainy day, my dear. But then you get to be as old as me. That rainy day is here. Understand? Yes, we do. We can't wait to be as old as you, so we can say, easy come, easy go. One day you're high as a kite, next night you're lower than low. But oh, if fate decides to hit you with all it has, Don't stop and look too close at it. Thumb your nose at it and give it the good old prize. Easy street, feel so sweet. Next moment you're eating a humble pie, but don't cry. Put on a smile, shine up your shoes. If all you got is nothing, you got nothing to lose. And it's easy come, easy go. Hello, good fortune. Life is just one damn thing after another. hello, good fortune. Full of ups, full of downs. Hello, good fortune, goodbye. The room was completely... Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Allora, riprendiamo con un altro argomento, sempre interessante, sempre utile da conoscere, da approfondire. Segnatevi questo indirizzo: edoardomontolli.substack, scritto SUBSTACK, Substack, edoardomontolli.substack.com.
Sul Substack appunto di Edoardo Montolli c'è una conversazione con un altro protagonista dell'informazione con cui abbiamo parlato di recente qui anche a Onda Libera, ovvero Andrea Lombardi. Andatevelo a cercare pure lui sul canale YouTube che da tanti anni ormai propone cose molto interessanti. Andrea Lombardi lo trovate facilissimamente cercando su YouTube. E comunque Edoardo Montolli ringrazia Andrea Lombardi che lo ha ospitato e gli ha dato spazio per un'intervista sul mondo della giustizia, sul caso della strage di Erba, Olindo e Rosa e i 30.000 innocenti dietro le sbarre. Video sconsigliato a chi soffre di stomaco. Ve ne propongo un pezzettino, la conversazione è di 1 ora e 5 minuti, la trovate appunto sul Substack di Edoardo Montolli, edoardomontolli.substack.com, e sul canale YouTube di Andrea Lombardi. Sentiamone solo un pezzo iniziale. Dei 5.933 casi di ingiusta detenzione risarciti negli ultimi 7 anni, solo una manciata ha comportato sanzioni disciplinari per i magistrati coinvolti. 89 azioni disciplinari nei confronti dei magistrati. Quante condanne? 9. Ecco, lo 0,15%. Questa è la realtà. Questi sono dati, no? Pazzesco. Non sono interpretazioni, questi sono dati. E si potrà notare che l'Italia è il paese più condannato non solo per la lentezza processuale, ma anche per la seconda parte dell'articolo 6 del Trattato per i diritti dell'uomo. Aspetta, c'è un paese che ci supera? Sì, vuoi dire quale? La Federazione Russa. Ora, io parlo di paesi occidentali. E la Turchia, no? anche. Però quello stiamo parlando di lentezza processuale. Devi guardare poi l'altra parte, nei paesi dell'Occidente, sempre articolo 6, seconda parte, sempre quelle lì. Ah, ok. Vedrai che noi siamo in cima alla classifica dei paesi occidentali, anche per la seconda parte dell'articolo 6, cioè la violazione dei diritti della difesa. Ah, sì. Questo che cosa significa? Che da noi i processi durano tanto, ma in compenso li facciamo male. Ma non sono le uniche condanne in cui eccelliamo. Noi eccelliamo anche per la violazione della proprietà privata e l'illecita intrusione nella vita familiare. In questo caso ci sono miriadi di sentenze per sottrazione illecita di minori alle famiglie. Questo è il ritratto della giustizia in Italia, che se ne dica. E questo è l'inizio della conversazione fra Edoardo Montolli e Andrea Lombardi. Sentiamo un altro pezzettino e poi ve la potete cercare sia sul Substack di Edoardo Montolli sia appunto sul canale YouTube di Andrea Lombardi. Grazie ai tuoi spettatori. Grazie a te, è da un po' che non ci vediamo, ma insomma ci sono un bel po' di cose da raccontare, anche perché hai fatto una nuova cosa che mi sembra interessante. Sì, è un numero speciale del settimanale Crimen, e si chiama Innocenti e parte da un dato che era emerso nei mesi scorsi. Abbiamo fatto così 144 pagine di approfondimento, e cioè il dato che parla di 30.000 persone arrestate ingiustamente dal 1992 ad oggi in Italia. Sono numeri sconcertanti, ma che sono stati confermati dal ministro della giustizia Carlo Nordio, che parlava di 100 arresti ingiusti ogni mese. Attenzione, stiamo parlando di 30.000 ingiuste detenzioni, che sono però soltanto quelle acclarate dal fatto che le persone hanno chiesto risarcimento. Non che l'hanno ottenuto, ma che l'hanno chiesto. Esatto, poi ci saranno le persone che questo risarcimento non l'hanno chiesto, quindi i numeri potrebbero essere sensibilmente più alti. Certo è che sono numeri spaventosi, che fino a qualche anno fa non erano disponibili, ma che ha portato poi in Parlamento il deputato Enrico Costa. A questi abbiamo affiancato le storie di acclarati errori giudiziari. Allora, questo è il tema e la conversazione è molto interessante, come vi dicevo dura 1 ora e la potete trovare su edoardomontolli.substack.com e sul canale YouTube, ci arrivate facilmente, di Andrea Lombardi. Detto questo, e tanto chiedo alla regia anche di fare il successivo passaggio, andiamo a dare un'occhiata a un altro articolo, poi facciamo un'altra piccola pausa musicale. Occhio a sottovalutarli. L'autore dell'articolo è Max Del Papa e
su nicolaporro.it. Sottovalutare chi? Putin e Trump, i due personaggi più luridi tra i più luridi in circolazione secondo molti. No, Putin viene considerato un isolato, poi va al vertice del sud del mondo globale. Trump viene sfottuto, ma è l'unico a cercare una soluzione di pace. Dopo 9 mesi di politica sussultoria e ondulatoria, scrive il nostro Max Del Papa, è arrivato il momento della domanda più preoccupante. Trump è intelligente? Sa quello che fa? La sintesi della sua nuova stagione alla Casa Bianca sta in una foto. Una foto devastante, la stretta di mano fra Xi Jinping e il presidente indiano Modi. Non succedeva da 6 anni e quei due hanno dietro circa la metà della popolazione di tutto il mondo. Se ci aggiungi la Russia, se ci metti l'altra decina di paesi satelliti confluiti nel vertice di Shanghai, se ci aggiungi il Brasile, quella proporzione risulta quasi colmata. E adesso cosa succede? D'accordo, l'India resta maggior partner commerciale degli Stati Uniti, il miglior mercato di esportazioni, ma il Trump dai dazi schizzoidi la risospinge tra le braccia della superpotenza antagonista che sostiene che controlla Putin. Quest'ultimo sta facendo la stessa cosa di Netanyahu, ma non patisce un centesimo della disistima globale che fulmina l'altro. La propaganda occidentale ed europea insiste su un Putin isolato, ma Putin non è isolato per niente. Dovrebbe finire in galera per crimini umanitari e lui gira per vertici, per abbracci e nessuno lo cerca. Sembra più isolato il presidente heavy metal Trump, e il fatto che l'America basti apparentemente a se stessa, che si voti all'autoisolazionismo, è solo una formula per dire, anzi per non dire, che la realtà è quella che è in una situazione per cui tutti hanno in pancia i debiti di tutti, la finanza aggrovigliata e inestricabile che decide le crisi e decide le guerre. L'America di Trump crede di bastare a se stessa e al mondo, ma al vertice di Tianjin si decidono rapporti economici squilibrati su Pechino, si muove un grande sud del mondo che fa girare un quarto del PIL globale, cosicché Putin, vassallo di Xi Jinping, può dire siamo noi la maggioranza. Quindi occhio a sottovalutarli, scrive Max Del Papa, questi due. Cambiando invece completamente argomento, ma dovevo segnalarvelo già ieri, ne abbiamo parlato l'altra settimana, il NITAG, cioè quell'organismo consultivo sui vaccini nominato dal ministro della salute italiano Schillaci e poi azzerato di nuovo, uno dei due che hanno causato l'azzeramento, due medici, due scienziati che non erano in linea con gli altri, hanno determinato poi la cancellazione dell'organismo consultivo di cui sopra, come avete ampiamente già avuto modo di conoscere. Comunque, uno dei due parla sulla Nuova Bussola Quotidiana, che aveva ospitato anche l'intervento dell'altro medico eretico, tra virgolette. Ora parlo io, in gioco sono i soliti interessi e non quelli dei cittadini, scrive sulla nuova bq.it Paolo Bellavite, che è stato espulso insieme all'altro medico con l'azzeramento del NITAG, dell'organismo consultivo sui vaccini del Ministero della Salute italiano. La nostra espulsione è voluta da chi vuole conservare lo status quo e i giochi di potere del sistema medico e farmaceutico, senza considerare le strategie deleterie della pandemia. Si teme una discussione sui vaccini che non fa onore alla medicina italiana e non fa l'interesse della salute dei cittadini. Il tutto poi è venuto fuori in maniera eclatante tanto dalla commissione parlamentare di inchiesta presieduta dal deputato di Fratelli d'Italia Lisei, quanto dalla Verità, che ha reso pubblici i documenti che quella commissione ha raccolto. Intanto scrive il professor Paolo Bellavite, il dottor Paolo Bellavite, sulla Nuova Bussola Quotidiana, la vicenda della nomina e revoca del NITAG, che poi è un acronimo che sta per National Immunization Technical Advisory Group, cioè gruppo consultivo nazionale sulle vaccinazioni, chissà perché l'inglese. Comunque la vicenda della nomina e revoca del NITAG, scrive il dottor Paolo Bellavite, ha segnato l'estate e mi pare utile offrire ai lettori della Nuova Bussola Quotidiana alcune considerazioni per trarre da quanto è successo qualche insegnamento e indicazione. Intanto sono emersi importanti problemi di natura generale che interessano la medicina come arte e scienza della salute, il rapporto tra scienza e potere politico, il ruolo dei mass media, l'organizzazione dei corpi sociali e i conflitti di interesse. Il fatto che un ministro della salute di una nazione come l'Italia, scrive il dottor Paolo Bellavite,
prima nomini una commissione consultiva il 6 agosto e dopo 10 giorni la revochi a seguito di forti pressioni, nonostante la contrarietà del premier Meloni, la dice lunga sulla drammatica importanza della posta in gioco. Ma andiamo con ordine. Il NITAG, spiega il dottor Bellavite, nell'articolo pubblicato oggi in home page sulla Nuova Bussola Quotidiana, il NITAG è un organismo consultivo del Ministero della Salute sulle strategie vaccinali, istituito nella maggior parte dei paesi a seguito di raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nell'ambito del Piano d'Azione Globale sulle vaccinazioni 2011-2020. Questo organismo dovrebbe indicare le prove scientifiche che sostengono le decisioni di politica vaccinale, valutando l'attendibilità e l'indipendenza delle fonti utilizzate e verificandone l'assenza anche di conflitti di interesse. Da tali indicazioni dovrebbero derivare specifiche raccomandazioni sul monitoraggio delle malattie infettive prevenibili con la vaccinazione, sullo studio dei comportamenti di rifiuto o diffidenza verso le vaccinazioni, sui programmi di vaccinazione in atto e sul calendario nazionale di offerta vaccinale. Un aspetto menzionato per ultimo nei compiti indicati dal Ministero, ma molto importante di questo NITAG, è l'informazione e la comunicazione verso il pubblico e il mondo professionale in tema di vaccinazioni. Nonostante gli ambiziosi compiti sopra menzionati, scrive ancora il dottor Paolo Bellavite, nelle passate edizioni non risulta che il NITAG abbia svolto attività particolarmente importanti o interessanti, tanto che nel sito web del Ministero non è citato alcun documento prodotto. L'ultima nomina del NITAG italiano risale al 2021 da parte del governo Draghi. Quest'anno il governo Meloni ha voluto dare un segnale di discontinuità, cambiando notevolmente la composizione del NITAG. Tra l'altro, il cambio di composizione ha previsto l'inserimento tra i 22 membri del sottoscritto, il professor Paolo Bellavite, e di Eugenio Serravalle. Siamo due medici sicuramente esperti in vaccinologia, che durante tutto il corso della pandemia Covid abbiamo fatto parte o collaborato con il gruppo di studio InfoVax EB e la commissione medico-scientifica indipendente. Queste iniziative di ricerca e cultura hanno contribuito ad analizzare i dati epidemiologici, discutere delle cure e dei mezzi di prevenzione in modo indipendente e privo di conflitti di interesse e proporre soluzioni. Senza nulla togliere agli altri 20 esperti nominati, scrive ancora il dottor Paolo Bellavite, si può pensare che queste due nomine, cioè la sua e quella del dottor Serravalle, siano state un riconoscimento della politica al lavoro fatto pazientemente e faticosamente da tantissimi medici che si sono prodigati al servizio della società in momenti difficili, mettendo a disposizione le proprie competenze. Ma inaspettatamente, racconta ancora il dottor Paolo Bellavite sulla nuova bq.it, le nostre nomine hanno scatenato la reazione di buona parte del mondo medico ufficiale, delle solite virostar, della maggior parte dei quotidiani e dei partiti, tranne Fratelli d'Italia e Lega. Nell'estate ferragostana, dalle Alpi alla Sicilia, si è alzato un coro di proteste, chiedenti la rimozione dei due medici accusati di essere Novax e accusati di non essere scientifici, per citare solo le accuse più benevole. L'eco si è diffusa perfino sulle riviste mediche ufficiali come il British Medical Journal e Lancet, che hanno pappagallescamente ripetuto le stesse accuse senza nemmeno accennare a quali sarebbero state le nostre posizioni scientifiche in materia. D'altra parte, la società civile, scrive ancora il dottor Bellavite, si è mobilitata in nostra difesa e oltre 150 associazioni di cittadini hanno sottoscritto un appello affinché fosse preservata la presenza di noi due medici in commissione. La scienza non è un dogma, ma un metodo che si basa sulla verifica di teorie anche contrapposte, senza occultare le pubblicazioni scientifiche che provano il contrario, scrive la nota, evidenziando che i curricula e l'esperienza di Serravalle e Bellavite dimostrano la loro preparazione e i loro contributi reali alla ricerca. Accodandosi alle proteste, la Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici, FNOM-CEO, ha diramato un comunicato lamentandosi di essere stata esclusa e affermando che le figure nominate destano francamente forti perplessità per la professata incoerenza con le evidenze scientifiche in materia vaccinale.
Ma, osserva il professor Bellavite, sparare giudizi di tale genericità, probabilmente assunti dai giornali o da voci di corridoio, non fa certo onore a una federazione che dovrebbe rappresentare i medici italiani. Ci si sarebbe aspettato che fosse menzionata almeno una di tali presunte incoerenze che noi avremmo professato, quando invece l'incoerenza è stata manifestata dalle autorità sanitarie e dalla stessa Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici, la FNOM-CEO. Ad esempio, scrive il dottor Bellavite, il governo, con l'esplicito appoggio degli ordini dei medici, costrinse gli operatori sanitari a vaccinarsi con la motivazione di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura. Decreto legge 1 aprile 2021 numero 44. Motivazione, osserva Bellavite, del tutto incoerente con le acclarate conoscenze scientifiche, secondo le quali anche i vaccinati trasmettono il virus. Il presidente della Federazione Nazionale Ordine Medici, FNOMCEO, Anelli, appoggiò poi l'assurda decisione di non riammettere i medici sospesi dal lavoro, anche se nel frattempo avevano contratto la malattia e si erano immunizzati per via naturale. Quale sarebbe dunque la coerenza scientifica di tali decisioni e provvedimenti, sui quali piuttosto farebbe bene a indagare la magistratura? La presa di posizione degli ordini dei medici, scrive ancora il dottor Bellavite sulla nuova bq.it, è significativa perché conferma che la posta in gioco nella nuova composizione 2025 era ben maggiore delle precedenti, nelle quali tale organizzazione professionale dei medici non era affatto rappresentata e per la quale esclusione la federazione, la FNOMCEO dei medici, non si era mai lamentata. Altrettanto significative e rivelatrici sono state le dimissioni della dottoressa Francesca Russo, dirigente della prevenzione in Regione Veneto. A seguito, ha argomentato la dottoressa Russo, della valutazione della composizione del gruppo nel quale sono presenti componenti che in passato hanno più volte espresso pubblicamente posizioni non coerenti con le evidenze scientifiche in materia di vaccinazioni, arrivando in alcuni casi a sostenere e diffondere messaggi contrari alle strategie vaccinali nazionali. E qui, osserva il dottor Bellavite, abbiamo una professionista, la dottoressa Russo, dirigente prevenzione Regione Veneto, che assegna patenti di incoerenza a due colleghi che hanno espresso critiche motivate scientificamente, ad esempio sulla composizione dei vaccini, o sulla farmacovigilanza italiana, o sulla somministrazione a gestanti e bambini. Il reato, tra virgolette, sarebbe stato, a dire della dottoressa Russo, aver diffuso messaggi contrari alle strategie vaccinali nazionali, senza nemmeno considerare la possibilità che quelle strategie potrebbero avere dei difetti o dei problemi che oltretutto il NITAG avrebbe potuto o dovuto esaminare. In realtà, la posizione della Russo sottende l'abituale convinzione, anzi la pretesa, che in commissioni come il NITAG dovrebbero entrare solo membri a priori consenzienti con le direttive superiori, comportamenti consenzienti, omissivi o reticenti che ora stanno affiorando dai verbali delle riunioni del CTS di Roberto Speranza, scrive il professor Paolo Bellavite in questo articolo di homepage sulla nuova bussola quotidiana di stamani. Qual è la pseudoscienza? Altrettanto indicativa di un totalitarismo del pensiero unico è stata un'altra presa di posizione, quella del cosiddetto patto trasversale per la scienza, rilanciata a gran cassa dai mezzi di informazione, dai media. Tale organizzazione privata, il Patto Trasversale per la Scienza o PTS, si vanta di difendere il metodo scientifico con l'obiettivo che le decisioni politiche si basino sulle evidenze scientifiche. In realtà la presa di posizione del PTS ha rivelato scopi fortemente ideologici e politici, per lo più orientati a sinistra, come si può evincere dai nomi dei politici aderenti. Il comunicato del PTS scrive falsità come: i due medici, Bellavite e Serravalle, non vantano una solida produzione scientifica in ambito vaccinale né riconoscimento accademico in materia di immunizzazione. E queste, osserva Bellavite, sono falsità facilmente dimostrabili in base ai nostri curricula professionali e accademici. Ma la frase più rivelatrice della posizione ideologico-vaccinista del PTS è laddove ci accusa di aver promosso contenuti pseudoscientifici, mettendo in dubbio la sicurezza e l'efficacia dei vaccini e sostenendo teorie prive di fondamento.
Di nuovo, osserva Bellavite, nessuna menzione di quali sarebbero tali teorie prive di fondamento, che invece sarebbe interessante vedere contestate nel merito da chi difende il metodo scientifico. Ma forse lo stesso fatto di mettere in dubbio la sicurezza e l'efficacia di alcuni vaccini fa parte della pseudoscienza o delle teorie prive di fondamento? In realtà, agli antipodi della scienza si trova chi non tollera discussioni sulla composizione dei prodotti biogenetici o sui metodi della farmacovigilanza o sulla scarsa durata dell'immunizzazione e via dicendo. Tutti temi sui quali oltretutto le nostre critiche si sono dimostrate corrette. Temi che sono all'ordine del giorno oggi negli Stati Uniti, un paese scientificamente più attrezzato di noi. Altro che PTS, Patto per la Scienza. La polemica d'agosto ripercorre puntigliosamente il dottor Bellavite sulla nuova BQ.it. Ha fatto emergere ancora una volta l'ideologia scientista, faziosa, intollerante, totalitaria, già segnalata su queste colonne. A differenza di tutti gli altri farmaci, che possono essere discussi, i vaccini sono intoccabili, godono di un particolare salvacondotto che li mette al riparo dalle critiche e perfino dalle analisi di laboratorio. Il vaccinismo, nato dall'intreccio tra globalismo di stampo collettivista, interessi economici e finanziari, asservimento dei mezzi di informazione mainstream, è diventato un dogma, una religione, il cui dio è un vitello d'oro. In barba a qualsiasi discussione in merito, anche i medici hanno assorbito il verbo vaccinista, vuoi per ignoranza della difficile materia, vuoi per interesse personale, visto che sono incentivati se vaccinano tanto, penalizzati se vaccinano poco. L'ideologia vaccinista, scrive il dottor Bellavite, ha travolto la scienza al punto tale che nessuno di coloro che oggi criticano noi per i dubbi espressi si è sentito in dovere di criticare la vigile attesa o la teoria totalmente priva di fondamento, secondo la quale i vaccini Covid avrebbero fermato i contagi grazie all'immunità di gregge. Non una ipotesi scientifica rispettabile, ma un'autentica balla diffusa dal generale Figliuolo nell'estate del 21, contro ogni conoscenza già maturata in materia e al solo scopo di spingere la gente verso gli hub vaccinali. E andiamo al capitolo degli interessi della politica. Altro punto su cui molto, diciamo così, puntigliosamente, scusate la ripetizione, il dottor Bellavite si sofferma in questo articolo di homepage sulla nuova BQ.it. Anche la politica, osserva Bellavite, ha cavalcato il vaccinismo in molte occasioni, allorché i vaccini sono stati presentati come l'unica salvezza, al punto da sottovalutare o perfino ostacolare le cure domiciliari. Vere e proprie fake news sono state diffuse per convincere la gente a vaccinare i figli e spingere la legislazione dell'obbligo. La ministra Lorenzin lanciò in televisione l'allarme di epidemie di morbillo con centinaia di morti in Inghilterra. Notizie inventate e completamente false. Alle prime notizie dei giovani morti di trombosi dopo il vaccino, Draghi telefonò alla presidente von der Leyen, la quale, tra un SMS e l'altro con Pfizer, lo tranquillizzò dicendo che non c'era problema, salvo essere smentita dai fatti e dall'ente europeo dei medicinali dopo qualche settimana. L'ossessione vaccinista, scrive ancora Bellavite, ha creato teorie mai provate, come quella secondo cui solo coperture sopra il 95% garantirebbero l'immunità di gregge. Grazie a tale teoria, scientificamente inconsistente e smentita dai fatti, l'articolo 32 della Costituzione, che contempla un equilibrio tra diritti della persona e interesse della collettività, è stato stravolto e stracciato. Tipica opinione vaccinista è quella dell'onorevole Maurizio Lupi, secondo cui il ministro Schillaci avrebbe fatto bene a revocare la commissione NITAG, perché non è che si può mettere in una commissione di vaccini chi non crede nei vaccini. Ma quale credenza bisognerebbe avere, domanda Bellavite, che siano l'elisir di lunga vita sempre e comunque? Se in quella commissione dovessero entrare solo coloro che credono nei vaccini, essa diventerebbe un organo fatto solo per avallare decisioni prese altrove e per altri interessi. E adesso cosa succederà? Si domanda a questo punto il dottor Bellavite. Il 16 agosto il ministro della Salute Schillaci ha firmato il decreto di revoca della nomina di tutti i membri del NITAG. Sulla decisione hanno pesato le pressioni delle categorie mediche, della grande stampa legata all'industria,
ma probabilmente anche le voci di conflitti di interessi di altri membri. In particolare si legge nella nota del Ministero della Salute: si ritiene necessario avviare un nuovo procedimento di nomina dei componenti del NITAG per coinvolgere tutte le categorie e gli stakeholder interessati. Con questa annotazione, osserva Bellavite, è probabile che il ministro Schillaci si sia creato ulteriori problemi per il futuro. Perché? Chi sono gli stakeholders? L'inglesismo stakeholder, molto usato nel linguaggio del grande reset e del World Economic Forum, indica che le scelte di sviluppo andrebbero fatte dai vari stakeholder, cioè portatori di interessi nel campo considerato. Esiste un recente esempio di un meeting fatto dagli stakeholders per parlare della farmacovigilanza post-marketing. In tale meeting erano rappresentate agenzie governative, Organizzazione Mondiale Sanità, università e nella massima parte le principali case farmaceutiche produttrici di vaccini. Chiunque può immaginare quanto obiettive siano state le conclusioni a riguardo della sicurezza dei vaccini. Ma anche se si volessero escludere dalla nuova commissione le case farmaceutiche, resterebbero altri stakeholders, cioè portatori di interessi. La FNOMCEO, la Federazione dei Medici, i pediatri, le neonatologie, i farmacisti, visto che i vaccini si fanno anche in farmacia, i giornalisti, visto che il NITAG si occupa anche di informazione, e perfino associazioni di cittadini che sono l'ultima destinazione dell'operazione. Resta da capire quale competenza tecnico-scientifica e indipendenza di giudizio potrebbe avere una commissione di stakeholders, cioè di portatori di interessi siffatta, qualora riuscisse ad essere operativa. In conclusione, scrive ancora e conclude appunto il dottor Bellavite, la nostra espulsione dal NITAG è stata dovuta alla opposizione di coloro che vogliono conservare lo status quo e i soliti giochi di potere nella gestione del sistema medico e farmaceutico, senza considerare l'esperienza della pandemia e le possibilità di ridiscutere strategie rivelatesi sbagliate e deleterie. Evidentemente qualcuno teme una discussione approfondita sui vaccini. Ma ciò non fa onore al mondo della medicina italiana e soprattutto non fa l'interesse della salute dei cittadini. Semmai il nuovo NITAG vedrà veramente la luce, e viste le premesse è lecito dubitare, l'occasione, conclude Bellavite, è stata comunque propizia per rilanciare il dibattito sulla scientificità della medicina, sul ruolo dei vari attori coinvolti, sulla necessità di vigilare sulla indipendenza dei decisori, di chi decide, insomma. Nella società civile è cresciuta la consapevolezza dei rischi del totalitarismo, del pensiero unico e delle agende transumaniste. È importante che la mobilitazione di moltissimi cittadini in difesa della scienza libera e indipendente non vada dispersa e si continui a credere, questo sì, nella verità e nella giustizia. Così questo lungo articolo, ma direi interessante, per questo ve l'ho letto integralmente, il dottor Paolo Bellavite sulla nuova bussola quotidiana. NITAG, ora parlo io, in gioco i soliti interessi e non quelli dei cittadini. Siamo alle 11:29, tuttavia il tempo vola inesorabile. 1984, e con ciò facciamo anche una bella pausa, martedì 2 settembre dell'84, bei tempi dei favolosi anni 80, dove girava la ghella e tutti erano felici. La ripresa del musical Zorba chiude al Broadway Theatre di New York dopo ben 362 rappresentazioni, più di un anno, vincendo anche un Tony Award. Zorba il greco, naturalmente.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ain't that a kick in the head? Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche e buongiorno cari amici di Radio Libertà. Prima di lasciarvi alle vacanze del mese di agosto voglio farvi un'offerta davvero straordinaria. Parliamo di GastroFree. GastroFree in questi giorni sta avendo, chiaramente si mangia qualcosa di più, si esagera un pochettino, però GastroFree si usa tutto l'anno, in modo particolare in questo periodo. Perché? Perché GastroFree è una soluzione alla bava di lumaca, uno sciroppo, non ha controindicazioni alla bava di lumaca, con tutti i principi attivi che ha la bava di lumaca e tutti gli estratti di origine vegetale presenti, quindi un prodotto naturale per coloro che soffrono di iperacidità, che soffrono di reflusso gastroesofageo. Quando mangi qualcosa ti si gonfia la pancia, quando rinunci a mangiare quella cosa che hai sempre mangiato perché non la digerisci, perché ti svegli di notte e continui a bere. Allora provate, perché ormai la cosa è risaputa, è un successo straordinario da 15 anni, GastroFree. Chiamate 030 68 40 408. La bava di lumaca con i suoi principi attivi crea un film bioattivo che blocca l'attacco dell'acidità, neutralizza l'iperacidità, il gonfiore di stomaco, il bruciore di stomaco. Quanto è brutto mangiare un qualcosa e sentirsi quel bruciore alla gola, allo stomaco. Prima di andare a mangiare qualcosa di importante, ho fatto i tre vasettini, 3,59 euro. Cioè, calcolate che questo è un prodotto che ha un valore commerciale, ma lo sapete, di 35-38 euro uno, 59,3, scadenza deve essere 2 anni e mezzo. Però voi abituatevi, fate un investimento sulla vostra salute in maniera naturale. GastroFree, la nostra soluzione alla bava di lumaca per chi ha il reflusso gastroesofageo, il bruciore di stomaco, l'iperacidità, gonfiore, fa fatica a digerire. Allora, facciamo una bella cosa. Io non posso farlo per tutti perché è un'offerta che non esiste, però se volete ricevere senza pagare il trasporto, quello non lo pagate. 3 flaconi di GastroFree che poi vi tornerà utile anche a settembre, ottobre, 59 euro. Però chiaramente questo vale per le prime 20 telefonate allo 030 68 40 408. Buona estate. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Siccome ci siamo fatti un giro sulla nuova bussola quotidiana, la nuova bq.it, vi segnalo dalla stessa testata in home page, sempre oggi, un articolo di Ruben Razzante, che più volte peraltro avete sentito qui sempre a Radio Libertà, in particolare durante le trasmissioni di Zoom di Antonino Danna, ma non solo. Dunque Ruben Razzante si occupa di un altro collega giornalista, per quanto molto più illustre di noi, ovvero Marcello Foa, già presidente della RAI, a cui è stata chiusa senza preavviso la trasmissione Giù la maschera. Il titolo della nuova bq.it è abbastanza secco: Foa epurato dalla RAI, il centrodestra soffoca il pluralismo. Marcello Foa, scrive Ruben Razzante, ha scoperto dai giornali e non dalla sua azienda, la RAI, che la sua trasmissione Giù la maschera su Radio 1 sarebbe stata chiusa. Non un preavviso, non una telefonata, non una spiegazione ufficiale. Un ex presidente RAI come Marcello Foa, giornalista di lungo corso, autore di libri apprezzatissimi dal pubblico e dalla comunità scientifica, professore universitario, trattato come l'ultimo degli stagisti. Un siluramento silenzioso, tanto più grave perché colpisce una voce libera, riflessiva, mai ideologica e anzi capace di tenere insieme in uno stesso spazio radiofonico opinioni, sensibilità e visioni molto diverse.
Una trasmissione, quella di Foa, che aveva il merito raro, oggi più che mai, di praticare davvero il pluralismo. Ne erano prova gli ospiti, da Peter Gomez ad Alessandra Ghisleri, da Giorgio Gandola a Luca Ricolfi e ad altri intellettuali e giornalisti difficilmente riconducibili a una specifica area politica, certamente non assimilabili al melonismo o al sovranismo duro e puro. Eppure è proprio questo approccio, pluralista, aperto, ragionato, a rappresentare un problema per l'attuale gestione RAI, osserva Ruben Razzante. L'azienda, con il recente cambio al vertice di Radio 1, Nicola Rao, dichiaratamente meloniano, ha preso il posto di Francesco Pionati, sembra avere imboccato una strada netta, quella dell'allineamento. Di conseguenza le voci non conformi, anche quando provengono dall'area di centrodestra, vengono emarginate, ignorate, spente. È il caso di Foa, la cui esclusione segnala un problema molto più ampio: l'incapacità dell'attuale maggioranza di governo di valorizzare le sue energie migliori, di includere, di aprirsi davvero al confronto interno. Ogni discostamento dalla narrazione ufficiale viene considerato un tradimento. Ogni posizione autonoma, non obbediente, diventa un ostacolo. E così il conformismo ha la meglio sulla riflessione, la fedeltà sulla competenza, la propaganda sul dibattito. Ma questa non è forza, è debolezza. È l'atteggiamento di una classe dirigente, scrive Ruben Razzante sulla nuova BQ.it, una classe dirigente che, arrivata al potere dopo anni di opposizione battagliera e incendiaria, si scopre incapace di fare ciò che prometteva, cioè cambiare il sistema, e invece lo replica, anzi lo peggiora. La Premier, che da leader dell'opposizione denunciava le lottizzazioni, le censure, la mancanza di libertà, oggi si chiude dietro una barriera invalicabile di fedelissimi, evita i giornalisti, non concede vere interviste, rifugge ogni confronto diretto con la stampa, anche in occasioni istituzionali, dove sarebbe doveroso e non opzionale rispondere alle domande. È un atteggiamento che tradisce paura, non forza, e che conferma quanto l'informazione indipendente per questo governo rappresenti un fastidio più che un valore. La lezione del caso di Marcello Foa è chiara, scrive ancora Razzante: se non ti allinei, se non ti adegui, vieni messo da parte anche se appartieni a quell'area politica. E qui sta il paradosso più grande. Il centrodestra non solo non costruisce, come ha osservato Marcello Veneziani, ma non sa nemmeno comandare, perché comandare non significa occupare spazi, zittire le voci critiche, premiare fedelissimi e punire liberi pensatori. Comandare significa includere, valorizzare il merito, non temere il confronto, riconoscere la pluralità dei punti di vista. Un potere che non accetta la complessità si trasforma in dominio, in controllo, in appiattimento e alla lunga diventa sterile. La RAI in tutto questo, scrive ancora Ruben Razzante, la nuova BQ.it, continua a comportarsi come nei decenni passati. La RAI è uno specchio dei rapporti di forza tra i partiti, più che un'azienda pubblica al servizio dei cittadini. Eppure dovrebbe esserlo. Pagata col canone di tutti, dovrebbe garantire spazio, equilibrio e libertà. Invece si riduce a macchina di propaganda. Toglie voci libere come quelle di Foa per fare posto a nuovi contenitori monocolore, capaci solo di confermare le tesi del potere in carica. Ma questo non fa che allontanare il pubblico. Le nuove generazioni, che crescono su piattaforme dove la libertà d'espressione è ben più ampia, nonostante tutte le distorsioni dell'algoritmo, percepiscono la RAI come un residuo del passato, incapace di parlare alla società, chiusa in una bolla autoreferenziale, appiattita su uno schema di potere che non comprende e non vuol comprendere il presente. E il conto, prevede Razzante, arriverà presto. La disaffezione, il disinteresse, l'abbandono progressivo del servizio pubblico da parte di chi non si riconosce più in una narrazione così impoverita, così uniforme, così incapace di accogliere la complessità del reale. La chiusura di Giù la maschera, la trasmissione di Foa, conclude Ruben Razzante, è il sintomo di un sistema che rifiuta lo specchio perché non vuol vedersi per quello che è. Ma togliere lo specchio non elimina le rughe e le nasconde soltanto temporaneamente. Prima o poi qualcuno gliele rinfaccerà, magari proprio coloro che vengono ignorati, silenziati oggi o trattati come fastidi,
Perché il pensiero libero non si estingue, ma si sposta, cambia forma, trova nuovi spazi e continuerà a porre domande, anche quando il potere smetterà di ascoltare. Così conclude Ruben Razzante sulla nuova BQ.it. Piccola aggiunta, adesso vedremo se e dove finirà Marcello Foa per comprendere esattamente tutta per intero la questione, perché questa è una buona parte della questione, ma secondo me non è tutta. Per vedere e per giudicare fino alla fine bisogna vedere se e dove verrà piazzato Marcello Foa. Intanto lasciamo questa questione e diamoci alla musica, che direi è molto meglio. 1993, sempre il 2 settembre, 10ª edizione degli MTV Video Awards, vincono i Pearl Jam e le En Vogue, gruppo femminile del tutto trascurabile, per cui ci ascoltiamo i Pearl Jam. Even Flow. Maybe he'll see a little better Saturdays. Oh, hey, now faces that he sees, stomach and ain't that familiar. Oh, no, friend, he can't help when his happy looks insane. Something that has never showed him anything. Oh, feeling understands the weather of the winter on its way. Oh, feeling spewing far between all the legal halls the same. Even so. Thoughts are like butterflies. Oh, he don't know, so he chases them away. Someday, yeah, he'll begin his life again. Oh, whispering and lead him away. In my way, in my way. Yeah. Il roccaccio statunitense degli anni 90, i Red Hot Chili Pepper, i Pearl Jam, i Nirvana, solo per dirne alcuni, e abbiamo ascoltato appunto il pezzo del 1993, niente po' di meno, dei Pearl Jam, Even Flow. Ci diamo alla musica per gli ultimi minuti per tirarci su di morale, ma vi segnalo solo un articolo tra i tanti possibili e degni di interesse che pur tuttavia esistono ancora nel panorama informativo più o meno libero,
sul sito del sussidiario.net c'è un interessante articolo di Giampaolo Montaletti sulla questione del lavoro e dell'occupazione e dei dati dell'Istat, secondo i quali aumenta il tasso di occupazione che sale al 62,8%. Però, fa notare Montaletti, così lo scomunicheranno anche lui come FOA, la parte del leone la fanno gli ultra cinquantenni. Occorre pensare a qualcosa di specifico per i giovani. Più lavoro, ma solo per gli ultra cinquantenni. Dopo 10 anni di Jobs Act e di renzate, ci vogliono nuove regole. A luglio 25 e luglio scorso sono aumentati gli occupati, cresce il tasso di occupazione, ma il problema è quello lì, che cresce il tasso di occupazione per i vecchiotti, per gli ultra cinquantenni. Riprenderemo con dovizia di particolari l'argomento, intanto lasciamo anche questo articolo. Dedichiamoci intensamente alla musica. Per concludere, ve lo ricordate Franjo Krezma? Presumo proprio di no, perché io non lo conoscevo fino all'altro giorno. Violinista croato, nasce a Osijek, muore nel 1981. No, chiedo scusa, quando muore non ci importa, ci importa quando nasce, cioè oggi, il 2 di settembre del 1882. Oltre che violinista fu anche compositore, per cui ci ascoltiamo brevissimamente una sua romanza in fa maggiore per violino e pianoforte. Allora, ho fatto un po' di casino coi numeri. Franjo Krezma, violinista e compositore croato, nasce oggi, il 2 settembre del 1862. Vive molto poco perché muore in Germania nel 1881. Non aveva ancora fatto i 20 anni, muore 19enne. E abbiamo ascoltato appunto una sua tardo-romanticissima romanza in fa maggiore per violino e pianoforte. Sempre oggi, il 2 settembre, ma del 1896, nasce negli Stati Uniti, a Louisville, Kentucky, Amanda Randolph, pianista, cantante jazz e blues, attrice teatrale, radiofonica e cinematografica. E qui ascoltiamo un brano piuttosto beffardo. He may be your man, but he comes to see me sometimes. Tradotto, sarà anche il tuo uomo, ma viene a trovare me. He may be your man, but he comes to see me sometimes. And when he's with you, he's always got me on his mind. I ain't no vampire, that is true, but I can certainly take your man from you. My wicked smile, my wicked woe, got the kind of eyes that seem to talk. It's no need of crying, no use to weep and moan. E salutiamo Amanda Randolph e diamo il benvenuto a Filippo Napoli. Filippo Napoli cosa può diventare negli Stati Uniti d'America nel 1901, nascendo a Boston, Massachusetts? Può diventare Phil Napoleon,
Filippo Napoli uguale Phil Napoleon, trombettista e band, si chiamava veramente Filippo Napoli e si chiamava veramente Phil Napoleon all'americana, trombettista, band leader. I Memphis Five Original erano roba sua. Nasce a Boston, Massachusetts, è musicista di formazione classica e ancora adolescente forma il suo primo gruppo, appunto i Memphis Five Original, coi quali incide i primi dischi già nel 1921. Da allora e per tutti gli anni 20 effettua una serie smisurata di incisioni discografiche e qui ascoltiamo il classicissimo St. Louis Blues. Filippo Napoli alias Phil Napoleon, 2 settembre 1901 nasceva e poi produceva una quantità mostruosa di dischi, compreso questo classicissimo del jazz, delle origini. Bellissimo, 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 bellissimo. Bellissimo, non ho potuto esimermi, peraltro senza avvertirmi che fossi in microfono aperto, dall'esprimere un giudizio. Bellissimo, meraviglioso, ve lo siete gustati, presumo, credo, spero anche voi, questo spettacolare St. Louis Blues, una versione di un classicissimo da parte di Filippo Napoli alias Phil Napoleon. Nasceva oggi nel 1901 nella splendida Boston, Massachusetts, Stati Uniti.
Nasceva oggi anche un altro personaggio degno di nota nella musica americana e non solo. 1914, 2 settembre, Lawrence Lowry, detto Booker T, pianista, cantante di boogie woogie e blues, nasceva a Memphis, Tennessee, e scusate se è poco, moriva nel 95. Ascoltiamo il suo Booker's Boogie per salutarci e per essere tutti felici in perfetta letizia.